Cari ragazzi, purtroppo ci risiamo. Di nuovo siamo in didattica a distanza e il Barbarigo sente già la vostra mancanza. Però non vogliamo perdere la bella abitudine di trovarci insieme almeno una volta alla settimana per un momento di preghiera e un momento di riflessione. Lo facciamo qui dall'androne della nostra scuola, seduti nelle poltrone dove voi spesso vi ritrovate, per dire che siamo qui ad aspettarvi perché quando tutto sarà tornato alla normalità, di nuovo la nostra scuola possa riempirsi del vostro sorriso, delle vostre voci, delle vostre preoccupazioni e delle vostre esultanze. Stamattina siamo in compagnia di un giovane speciale. Visto che siamo nel mese dei santi, abbiamo celebrato domenica scorsa la festa di tutti i santi, e questo giovane si chiama Pier Giorgio Frassati, un ragazzo normale, nato a Torino nel 1901, laureato in ingegneria, impegnato nella vita sociale, nella vita parrocchiale, ma soprattutto innamorato di Gesù e del Vangelo. Pier Giorgio, con la sua testimonianza, ha saputo portare a Gesù tantissimi giovani, creando armonia attraverso la sua simpatia contagiosa, trasformando la vita di ogni giorno in un paradiso. E anche se una malattia improvvisa se l'è portato via giovane, a solo 24 anni, in quel periodo di vita ha riempito di gioia e di felicità tutti quelli che ha conosciuto. Per affrontare questi giorni e anche la fatica della didattica a distanza, vorrei affidarvi una frase che lo caratterizzava e che in qualche modo è diventato il suo motto di vita. Vivere, non vivacchiare. Il modo più bello per vivere le nostre giornate, il modo più intenso per affrontare le nostre responsabilità. Anche nel nostro impegno di ogni giorno, da casa, viviamo e non vivacchiamo. Non sprechiamo il nostro tempo, ma viviamo in pienezza tutte le occasioni che ci sono offerte per crescere e soprattutto per imparare ad essere di aiuto agli altri. Pier Giorgio ci accompagna e vorrei dirvi che spero che tanti di voi possano sceglierlo come compagno di cammino. Una figura fresca, vivace, simpatica, che sa parlare di Vangelo senza bisogno di chissà quali parole, ma attraverso le sue scelte di vita, la sua vita di ogni giorno. Buona settimana a tutti voi e ci vediamo giovedì prossimo.